siamo ai motori, spettacolare sfida a Gorizia domenica scorsa tra i piloti italiani e sloveni alla seconda edizione dell'Enduro Country Città di Gorizia. È stata una gara emozionante la seconda edizione dell'Enduro Country Città di Gorizia, che si è svolta a pochi passi dal centro della città isontina domenica 5 ottobre. La gara valida per il trofeo Nord-Est di Enduro Country ha visto tra i 170 al via anche una rappresentanza di piloti sloveni, protagonisti di una grande gara dall'alto tasso tecnico. Il numeroso pubblico per l'intera giornata ha assistito ad una spettacolare ed avvincente gara di 4 ore a coppie, con i piloti impegnati in periodi alterni, con alcuni rider in corsa per la marathon, la gara individuale. Alle 10:30 il via con la prima delle due spettacolari partenze stile Le Mans. Un tracciato di gara di oltre 4 km con passaggi tecnici e tratti molto veloci, perfettamente preparato dallo staff del Motoclub Medeot. Vittoria sul filo di lana per Guido Chiavelli in coppia con Ivo Zanatta, autori di una grande gara. I portacolori del Motoclub Trieste, entrambi su Squarna, hanno subito una clamorosa rimonta finale da parte della coppia slovena con Mia Piletic assieme al forte crossista con trascorsi del mondiale motocross, Jaka Mose, secondi ad 1 minuto. Al terzo posto Davide Battaino e Federico Liana. Tra i marathon sono gli sloveni a dettare legge, con la vittoria di Alex Mlekuc, secondo un longevo Guerrino Zanardo che ha preceduto lo sloveno Ales Brokoc. Tra le classi in E1 vittoria di Nicola Garlatti ed Alessandro Menisini, nella unica la spunta l'inossidabile coppia Mauro Melandri e Matteo Zoppas. Grande soddisfazione per lo staff del Motoclub Medeot per la bella gara di domenica e per l'ottimo riscontro della manifestazione hobby sport non competitiva del sabato, con la presenza di numerosi piloti in erba alle prime esperienze con le 2 ruote in fuoristrada.